Buonasera dal telegiornale del Veneto e dunque lo avete sentito nei titoli, l'aggiornamento sui contagi da coronavirus porta a quasi 90 i casi in Veneto con una crescita improvvisa nel padovano Alimena e fra questi c'è anche una bambina di 8 anni. C'è anche però una buona notizia perché c'è stata la dimissione di un paziente del cluster di Vo dall'ospedale di Padova. Il punto nel servizio di apertura di Luca Ginetto. Salgono a 87 i soggetti contagiati da coronavirus in Veneto. Rispetto al precedente bollettino sono stati registrati 17 nuovi casi, 42 riguardano il comune di Vo, 5 l'ospedale di Dolo, 9 quello di Venezia e 14 a Treviso. 9 casi sono da associare a un cluster. La novità è purtroppo il nuovo punto di contagio di Limena, dove di colpo i casi sono 8 generati da un primo paziente positivo che ha poi esteso ad altre persone. Tra queste anche una bimba di 8 anni che ha fatto scattare con immediatezza tutte le necessarie misure preventive. La direzione sanitaria della regione ha chiesto di disporre l'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva di tutti i contatti stretti rappresentati dalla classe frequentata dalla bimba attraverso il coinvolgimento dei rispettivi pediatri di famiglia, dagli insegnanti e dal personale ausiliario e amministrativo riferito alla classe frequentata. A questo si aggiunge che la scuola interessata dovrà rimanere chiusa fino al termine del periodo di incubazione della malattia e che tutti i frequentanti dovranno essere informati circa la comparsa di eventuali sintomi. E una seconda persona ha abbandonato nel frattempo l'ospedale di Padova, fa parte del cluster di Vo Euganeo ed era risultata positiva al test il 22 febbraio scorso. Dopo la dimissione il paziente è stato posto in isolamento domiciliare.